Ecco, ora siamo in diretta. Sei in diretta. Buongiorno ragazzi, siamo in diretta sul nostro canale YouTube. Oggi è sabato. È sabato oggi? Oggi è sabato. Quindi domani non si va a scuola? No, domani non ci andiamo a scuola. Abbiamo i compiti per casa. Niente, stiamo facendo questa piccola direttina giusto per ringraziarvi, perché già da qualche tempo abbiamo raggiunto i 100.000 iscritti. Vi volevamo ringraziare per questo. Vi ricordiamo sempre di stare connessi al nostro canale, anche perché come abbiamo annunciato qualche tempo fa, inizieremo anche le dirette serali con i nostri artisti dove canteranno. Già siamo 46. Buongiorno Sebastiano Maugeri, ce n'era un altro però non me lo sono visto. Ma scusa, ma se poggio questo così? Se lo poggi, sì, ma a te non ti vediamo però, Mario. Va bene, io non mi devo vedere. A te, no, come no? Lo devo vedere. Innanzitutto cosa stai facendo, Mario? No, scusa, cosa sto facendo? Cosa stai facendo? Sto facendo, secondo te cosa posso fare? Giusy i Cassinesi. Ma scusa, ma si può fumare una sigaretta? Sì, qua? si fuma. Okay. Lucia Romeo, Anna Ferrari, Marco Celesti, ciao Marco, Tiziana Di Paola. Buongiorno. Quindi il nuovo accendino? Sì, bellissimo, è un cannello questo. Quindi ragazzi, vi stavo dicendo che tra non molto inizieremo anche le dirette di sera. Ma adesso noi abbiamo appoggiato il cellulare vicino al posacenere. Come facciamo a buttare la cenere? Così io ci arrivo da lontano, vedi? Davide Fidanza, buongiorno, mi salutate. Ciao, zio Bros, Erika Cagliano, Giuseppe Filippazzo, bravi, buongiorno. Lucia Romeo, fate le canzoni. Sì ragazzi, noi qua sempre facciamo musica. Anna Kiwei, ciao, sono Anna Zinghirino. Zinghirino, se non sbaglio, è il cognome della figlia di Antonella De Luca. Buongiorno ragazzi, buon fine settimana a tutti. Ciao Johnny. Emanuele Rusciano, mi saluti, mi chiamo Emanuel. Ciao Emanuel. Sara Bova, buongiorno, bellissimi. Ma insomma, sei sicura? Sei sicura? Forse hai sbagliato. Sei sicura? Questa bellezza. Io volevo registrare, aspetta, c'è un ragazzo che stava dicendo, io volevo registrare, in che via dovrei andare a Catania? Siamo in via Stazzone 59, siamo vicino allo stadio. Quando volete venire siamo qui. Si può fumare in diretta? Sì. Io già lo sto facendo, quindi non fumare che fa male. Scusa. Per favore mi saluti di nuovo. Facciamo un saluto a Emanuel. Ciao Emanuel. Beh ragazzi, io non vedo l'ora che iniziamo le dirette di sera, Ci saranno le telefonate, sì, potrete chiamare in diretta. Faremo le dirette? Sì, sì. Come mai? È la vita. Okay. È la vita. Nido sono il ragazzo che sono venuto quando c'era Celeste. Sebastiano Maugere. Ah, Sebastiano, ok. Sebastiano, sì. L'altro giorno sei venuto. L'altro giorno. Però senza offesa si vede bene questo cellulare, Sì, ma si vede bene anche in diretta, Ho capito. Sì. Buongiorno, saluti da Michael. Sei il Michael nostro? Ragazzi, non si fuma, vabbè. Hai ragione, hai veramente ragione. Carmelo Carpenzano. Ma devi sapere che l'unico vizio che abbiamo noi è questo, altri vizi non abbiamo, quindi fondamentalmente. Sì, oltre la Formula 1 e pescare. Antonio Cutè, buongiorno. Sì, il Michael vostro. Tra l'altro, ragazzi, è uscito il nuovo video di Michael, andatelo a guardare sul nostro canale. Tanti saluti da Messina. Salutiamo la bella Messina. Giusy Monsu. Hai visto che bello? Siamo eleganti. Molto eleganti. Ma tra l'altro volevo dire una cosa. Giacomo Nicastro, ciao Mario. Ciao, ma stamattina ho visto una cosa, devo farti vedere una cosa. Che? Cioè, di solito sui pacchetti di sigarette mettono cose. Ragazzi, vi voglio far vedere cosa hanno messo stamattina. No, questa è la prima volta. volta. Questa è la prima volta che lo vedo, c'è una cosa bellissima. Cioè, rendetevi conto. Ma che? Cioè, praticamente ti casca il pisellino, insomma, ti diventa un buco. Quindi rendetevi conto. Quindi non fumate, ragazzi, perché insomma. Il rischio di impotenza. Il rischio. Randazzo, lo conosci? Ma Randazzo come località? Che è messinese, no? No, Randazzo è qui, dopo Bronte. Ok. Hai visto che cosa bella? Vabbè. Facciamo sentire un pezzettino di cosa stai facendo di Tino Biondi. Tino Biondi, pochino. Siamo arrivati alle chitarre. Forza
Foggia e spero che il Pescara vada in Serie A. Saluti mio fratello che si chiama Christian. Ciao Christian. Ciao Christian. Va bene ragazzi, che fa? Ragazzi, io in base alla tabella di marcia sono in ritardo. Belli, non si fuma, fa molto male ai polmoni e alla respirazione. Hai ragione. Grazie per l'incoraggiamento. Hai ragione. Ciao, io vado. Ciao Anna. Nino, per favore, puoi fare un saluto a mia moglie e mia figlia, Loredana e Eva. Ciao Loredana e ciao Eva. Mi salutate, Nicol Bertuccelli. Ciao. Forza Catania, spero che torni presto in Serie A. Beh, ce lo auguriamo anche noi. Valerio Siriani, ciao. Lucia Romeo, metti musica. Mario, metti la musica. Poi più tardi, quando viene Silvano Celentano. Lucia Romeo, bravi. Grazie. Cosa stiamo facendo? Siamo bravi. No, perché dici di non fumare. Ah, ok. Male, ovviamente. Nicol Bertuccelli dice come state? Beh, insomma io un po' meglio, mi sono ripreso dall'influenza che mi ha tartassato 2 settimane, ancora forse un po' di naso. Sì, è la vita. Un saluto e buone palme a voi e famiglia. È vero ragazzi, domani è la Domenica delle Palme. Domani è la Domenica delle Palme? Sì, sì. Fabrizio Corona, si sanno notizie? Ancora no. Vi faremo sapere. Ci saranno gli addetti che poi daranno le giuste notizie. Mi saluti i miei figli Marilena, Calogero e Giuseppe. Ciao Marilena e ciao Calogero. Consiglio a tutta la Blue Music perché c'è la... Aspetta. C'è la massima professionalità a 360 gradi. Grazie Sebastiano Maugeri. Sebastiano. Beh, insomma... Grazie, no? Tu sei a 360 gradi? Di lunedì, martedì no. A 360 gradi, questo è bello. Cioè, ci dovremmo girare così, farci vedere a 360 gradi. Buongiorno a tutti voi. Ciao Angela Iacono. Nino Santoro, musica maestro. Buon fine settimana al maestro Mario e al grande Nino Marchi. Grazie Emanuele Rusciano. Saluti, mio figlio si chiama... Come si chiama? Manu. Ciao Manu. Aspetta. Manu si chiama? Manuela sarà, no? Perché mi avete ascoltato la musica di Dove siete? Non l'ho capita questa. Lucia Romeo, non l'abbiamo capita. Perché mi avete ascoltato la musica? Non l'ho capita. Non l'ho capita. Non l'abbiamo capita. Devi capire che ancora o siamo troppo poco svegli noi. No, penso sono le 11, io sono qua mattiniera, ci sono dalle 7:30 e sono qua. Anch'io. Sì, nel letto. Sì, si vede. Si vede. Ragazzi, condividete questa diretta e soprattutto condividete il nostro... Prima era un'agenzia spettacolo, no, l'agenzia spettacoli c'è sempre stata qui, la Magic Music di Luca Baci e Concetto Cardì. Sì. La Blue Music è la parte discografica. Ho ascoltato la musica che avete messo, che musica era? La canta e come titolo? E ancora non è uscita, ancora è lavorazione. Sta facendo l'arrangiamento, sarà la nuova canzone di Tino Biondi questa, eh? Buongiorno ragazzi, ciao Antonella De Luca! Anche Antonella, presto nuovo singolo di... molto bello, molto bello. Saluti mio cugino che si chiama Alfonso. Ciao Alfonso, vogliono sapere di dove siete. Siamo di Catania. Catania, Mimmo Morlino. Antonella De Luca. Che ci arrivi, me la butti tu perché io non ci arrivo. Sì, grazie Mario. Adesso. Ragazzi, se volete butto scicche di sigaretta a domicilio, eh. Ciao Daniele Cutè, che Daniele Cutè ti ho chiamato, ti ho mandato messaggi, ma non rispondi, poi dici che ti abbandono. Allora, quanto ci vuole per fare un duetto con Angelo Famao? Per adesso ragazzi Angelo non fa duetti, è una scelta della produzione, quindi poi magari più avanti vi faremo sapere. Come mai? Mario sta facendo i duetti. Io? Sì. Sì, prossimamente uscirò un duetto anch'io. Se volete Mario fa un duetto, è disponibile per fare io un faccio duetto. il trietto.
quello che avete messo prima, biondi come se... Tino Biondi, buongiorno a tutti, ti voglio bene, Nuzzo, hai ragione, dopo ti spiego. Va bene Daniele, l'importante è che non è successo niente di particolare e che stai bene. Ti avevo chiamato perché sapevo che non stavi bene di salute e quindi ti avevo chiamato per sapere come stavi. Di dove Catania? Ma ragazzi, Catania è una, insomma. No, siamo di 6 province. No, siamo a Catania, Catania, siamo proprio vicino allo stadio, quindi più Catania di così. Come? Beh, io adesso direi di fare tipo un quarto d'ora di silenzio. Sì, io dico, facciamo un fermo immagine. Un fermo immagine. Hai qualcosa da dire? Qualcosa da dire. Tipo... Ciao a tutti dal Piemonte. Ciao Conny. Piemontese. La canzone dell'anno che mi è piaciuta di più è Angelo Famao e Ibella. Grazie. Official Fede Drago. Grazie. Grazie. Dell'anno, è uscita quest'anno Ibella? L'anno scorso. No, l'anno scorso. 2018. Peppe Musmarra, ciao zio Mario. Ciao Peppe. Un bacio alla signora Pinella, come? Mario Parise, sei un giovanotto. Elegante. Sono un giovanotto, non lo sono, insomma, ho la mia età. Insomma, ho la mia età. Che dai Mario? Non è vero. Sono vecchio ormai, mi sono vecchio, si dice a Milano. E infatti, è 2018. Allora, un abbraccio ai miei produttori, Mario Parise e Nino Marchi, Giacomo Nicastro. Ciao Giacomo. Ciao Giacomo. Peppe Musmarra. Zio Mario, novità? Niente? Presto, stanno arrivando i brani, arrivano, Peppe. Devi sapere che questo ragazzo qua... Sì? Lui è una persona che gli piace molto Angelo Famao, quindi lui si veste un po' come lui, insomma, però gli piace cantare e lo fa proprio Maria bene. Pietrafesa, ciao. Johnny, 40 è la tua età? Insomma. Ah va Mario, ma non è vero, ne ha 39 Mario. Angelo Famao numero 1, official Fede Drago lo scrive. Siamo sui 45. Ah, te ne do 48. Come mai? Lo so. Meglio così, dai. Un po' alla Celentano. Com'è andata l'udienza, avvocato? Benissimo, abbiamo perso. Bellissima questa. E va bene. Tu hai da fare adesso? Io? No. Ciao Nino, quando pubblichi il tuo nuovo album Domenico dal Belgio? Tra un po'. Nino ha 4 brani pronti e non le vuole pubblicare. Lo so. Siete forti ragazzi. Ivan, ciao Ivan. Tra un po' ragazzi, io sono un po' in stand by, un po'. Decidi 44 o 48? 45 quasi. Quasi 45, a ottobre se non sbaglio, sì. Vero? No, non lo dire. Mi farebbe piacere conoscerlo ad Angelo. E di dove sei? Fede sa Federico, no? Penso. Di dove sei Federico? Tanto Angelo gira un po' tutta l'Italia, quindi magari puoi beccarlo nelle prossime date. Gabriele Todaro, ciao Gabriele. Hai visto quanti siete? Ragazzi, mi raccomando, siate fedelissimi al nostro canale. Carmelo Carpenzano, Nino, fai un pezzo della canzone Non ti scorderò. E ben portati, bene, complimenti. Ah, grazie. È stato regalo. Randazzo, provincia di Catania, certo che la conosciamo Randazzo, come no? Ci siamo anche stati a Randazzo con Gianni Celeste. Sì? Certo. Ah, è vero, abbiamo fatto il concerto. No, qualche anno fa. No, a Randazzo, siamo stati a Murazzola, come si chiamava? Non lo sai tu, io non lo so. Murazzo Rotto. Sì, c'è una frazione che si chiama Murazzo. Io posso dire che a Nino Marchi l'ho conosciuto di persona ed una persona fantastico. Angela Iacono. Di dove sei Angela? Dove ci siamo conosciuti, Angela? Angela mia. Gianni Celeste. Sì. Sì. Lo salutiamo Gianni Celeste, ancora non è venuto qui a frullare, ancora non è arrivato. Ecco, Murazzo Rotto, vedi, me lo ricordo, siamo stati con Gianni Celeste a Murazzo Rotto. Sì? Sì, è stato qualche 3 anni fa. Francesca Parisi,
Complimenti, sei bravissimo. Mirko Castelli. Ciao Mirko! Ti ricordi Mirko Castelli? Sì, come no, certo. Una volta ho fatto un brano per lui. Sì, 2 ne abbiamo pubblicati. Devo cercare la sua cartella. Tu sai che io sono molto ordinato, sono molto preciso nelle cartelle. Non riuscivo a capire, avevo messo un altro cognome, quindi sono impazzito a cercare tipo una settimana il suo nome. Angela è di Avola. Ma tanto tempo fa, quando avevi uscito la canzone di Innamorerò, è vero, tanto tempo fa ad Avola, ci venivo spesso ad Avola a cantare, diciamo che ero sempre buttato lì. Pure, sì, a Murazzorotto, sì, mi ricordo, siamo stati con Gianni Celeste. Ma c'ero io? Certo che c'eri, suonavi. C'era un po' di freddo quella sera, poi la serata si è sistemata. Ho capito. Sì. Io direi di salutare perché insomma in base alla tabella di marcia sono in ritardo. È in ritardo Mario, ha una tabella, tipo la mattina sveglia, colazione, poi tipo... Bellissime le tue canzoni, grazie Francesca Parisi. Io faccio Parise di cognome. Lui è Parise, con la E. Daniele De Martino è venuto pure, sì, a Randazzo, sì. Io mi ricordo che con Celese siamo venuti a Murazzo, che era sempre una frazione, comunque lì nei dintorni di Randazzo. Mi ricordo quella sera era la festa di un santo, sì, c'era la festa di un santo, San Mario, sì. No, era un santo, non mi ricordo che santo era la festa di un santo. Ok, io da parte mia vi saluto. Da parte mia vi stacco perché perché il cellulare è mio. Ciao Nino, ma concerti a Catania, Mauro e Agata? Ragazzi, per adesso no, per adesso devo pensare a fare le canzoni nuove. Non si canta, ragazzi, tanto così. Io sono uno che non canta così. Sono uno che prima voglio fare le canzoni e poi le voglio cantare, quindi abbiate pazienza, come dice lui. Ti aspettiamo a Milazzo, provincia di Messina, ci sono stato anche a Milazzo. Ciao ragazzi! Devo salutare? Io direi no, però con questo modo, ciao ragazzi! Ah, così, ciao ragazzi! Tipo che non ci vediamo più, no? Comunque grazie per esserci stati, ragazzi, vi ricordo di condividere sempre il nostro canale, che grazie a voi è cresciuto tantissimo, cliccate sulla campanella per ricevere sempre le notifiche di quando viene pubblicato un nuovo video di qualche nostro artista o quando siamo in diretta, e niente, vi vogliamo bene, vi auguriamo una buona Domenica delle Palme e ci sentiamo presto. A Pasqua facciamo un'altra diretta, così facciamo gli auguri di Pasqua. E Mario ha promesso che regalerà gli uovi di Pasqua a tutti quanti. Ma Pasqua che giorno è? Pasqua è domenica prossima. Non ci sono invece. Lo fai, c'è un sabato. Tu domani alle 8 ci sei? No, domani no. Io no, ma peccato. Ecco. Ciao Mario, ciao Nino, buon fine settimana. Mirko Castelli. Ciao Mirko, ti mandiamo un grande abbraccio, va bene? Ragazzi, vi salutiamo. Cos'è caduto, Mario? Cosa ti è caduto? L'accendino. Vi salutiamo, ricambiamo, buona festa delle Palme. Grazie ragazzi, ciao a tutti e buon fine settimana. Adesso devo vedere dove spunta qua lo stacco della diretta, perché dovete sapere che il telefono di Mario Parisi è un po' complicato. Certo, adesso dovremmo staccare la diretta, Mario, quindi è anche vero. Come mai non dispunta termina? Da qualche parte ci dovrebbe essere scritto termina. Ah, dacci questa spiegazione, Mario. Non lo so, perché in tutti i casi logici prematuri. Sì, ragazzi, adesso alla fine, adesso devo girare il telefono perché devo vedere se cambia qualche cosa. Aspettate un attimo. L'orientamento è bloccato. Vabbè, forse da qui? Sì. Vuoi interrompere lo streaming? Sì, va bene. Ciao. Ciao a tutti ragazzi.